placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sol fa. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombrislia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sol fa. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. La presentazione odierna ha come tema il paesaggio di frontiera istriano, con un focus sulla minoranza italiana che vive su quel territorio. Tramite delle interviste ai membri di una famiglia che vive in Istria da generazioni e la lettura di documentazione specifica, abbiamo cercato di analizzare i vissuti della minoranza e il sentimento che le persone che ne fanno parte nutrono per la loro terra. Lo scopo principale del nostro lavoro è comprendere quindi il senso di appartenenza che accomuna, o meno, la minoranza italiana su un territorio con una storia travagliata come quella istriana. La nostra storia parte già nel V secolo d.C., quando l'Istria era un territorio completamente latinizzato. Questo grazie all'influenza dell'Impero Romano, che aveva creato numerose colonie a partire dal 177 a.C. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, diverse popolazioni italiane, come i Longobardi, imposero il loro controllo sul territorio istriano. È solo dall'inizio del primo millennio che l'Istria entra a far parte in modo spontaneo della Serenissima Repubblica di Venezia. 1797. L'Istria entra a far parte del Regno degli Asburgo d'Austria. L'imperatore rispetta e tutela tutte le etnie presenti sul territorio. 1920. Il territorio istriano viene annesso all'Italia, dando via ad un processo di italianizzazione. Con l'avvento del fascismo, infatti, viene vietato l'insegnamento della lingua croata nelle scuole e si inserisce l'obbligo di utilizzare nomi italiani. 30 aprile 1938. Nasce Maria Tuntar, coniugata Fatoric. Castelliere Santa Domenica e Settacadi, quando ero piccola, e poi di Castelliere ne chiamava fascisti, ne scazzava a casa e ne buttava biere, perché noi eravamo a Santa Domenica, si parlava solo in italiano, e noi a Castelliere croato. Tra il 1943 ed il 1945 le truppe tedesche occupano l'Istria, fino al secondo dopoguerra, quando i partigiani di Tito cacciano sia nazisti che fascisti, provocando un primo esodo di italiani. Un secondo esodo ridusse quasi totalmente la componente italiana in Istria. Si stima infatti che gli esuli complessivi furono quasi di 300.000 persone. Lui è andato in Italia, lui
con la moglie e non si è più tornati, però veniva sempre qua con grande paura, perché aveva paura di figa la gente. Ma quella volta la gente andava via e andava oltre il confine e portava tutto così che aveva a casa, anche gli animali, le bestie. 1947. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Istria e le città di Fiume e di Zara vengono consegnate alla Jugoslavia di Tito. 1948. Le aree disabitate vengono ripopolate da slavi e il governo jugoslavo non si occupa di tutelare la comunità italiana. Sono ancora presenti persecuzioni, molti italiani vengono mandati nei gulag, mentre altri fucilati e gettati nelle foibe. Ci furono anche altre forme di oppressione, come il cambio forzato di nomi e cognomi. 1963. Nasce Roberto Fattori. 1967. Nasce Cristina Barbo, coniugata Fattori. Proprio per il cognome, diciamo, Fattori, fino all'impero austro-ungarico erano Fattori, poi dall'impero austro-ungarico l'Austro-Ungheria ha solo aggiunto la CH, che ovviamente quando è arrivata l'Italia con Mussolini hanno italianizzato tutti i cognomi che erano stati slavizzati oppure più che altro anche sotto l'Austro-Ungheria. E viceversa, quando è arrivata la Jugoslavia hanno voluto ricancellare di nuovo tutto il passaggio italiano, cognomi ma anche nomi proprio. Se uno andava all'anagrafe, ne stava un bambino, andava all'anagrafe e loro dicevano come si chiamerà? Giuseppe, e loro automaticamente scrivevano Iosif. Nel caso di Cristina con la K, sì. Nel caso di Roberto diventava Robert. Io e la mia famiglia, tutti e quattro, siamo andati a cambiare i nostri nomi, a riportarli nella forma italiana attorno agli anni 80. 1975. Italia e Jugoslavia firmano accordi che pongono definitivamente fine alla questione dei confini tra i due stati. 22 febbraio 1991. Nasce Marco Fattori. Siccome io non parlavo benissimo il croato, non parlandolo a casa, avendo comunque pochi amici croati, posso dire di essere stato discriminato, nel senso che da bambini è normale ti prendono un po' in giro perché magari parli male, sbagli la pronuncia, eccetera. Gli insegnanti stessi non ci permettevano, per quanto possibile, di andare da una scuola all'altra, di parlare, stare con i nostri eventuali amici della scuola croata. Questo non ho mai capito perché. 1991. La Croazia ottiene l'indipendenza dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. L'Istria oggi. L'Istria, parte della Croazia, e comunque la regione dopo Zagabria la più sviluppata, in tutti i sensi. Se vogliamo l'economia, non abbiamo un'economia trainante che quella del turismo, però abbiamo anche realtà industriali che bene o male sono tutte legate, nel caso dell'Istria, all'industria italiana. L'insegnamento che ci dà questa cultura italiana a noi italiani, ma anche agli istriani di altre etnie, ci ha aiutato a essere la parte più sviluppata della Croazia. L'italiano che vuole sviluppare qualche prodotto all'estero viene ben accettato e trova campo fertile nella nostra comunità italiana, nella nostra minoranza. Noi in tutti i comuni bilingue abbiamo un'istituzione che è la comunità degli italiani, che è riconosciuta, abbiamo il nostro presidente, abbiamo le nostre riunioni, le nostre cose da fare, insomma, un punto di attività, un punto di ritrovo. E funziona abbastanza bene. Siamo abbastanza protetti per quanto riguarda la legge sulla minoranza, funziona, c'è il bilinguismo scritto sulle insegne, sulle pubblicazioni ufficiali, anche politicamente parlando. Noi abbiamo un partito locale che è quello della Dieta Istriana, tra l'altro salvaguarda anche il bilinguismo della comunità italiana. Arriviamo ora alla domanda più importante del nostro lavoro. A quale nazione è rivolto il vostro senso di appartenenza? Vi sentite più croati o più italiani? Mi sento istriana e italiana. Quando andavo a scuola croata, Santa Domenica, mi sentivo italiana, sempre stata italiana. In croato mi parlo per forza, ma non mi va più parlare in italiano. Io, avendo frequentato le scuole croate,
vivendo in Croazia c'era un periodo dove mi dichiaravo croato perché non mi davo peso, non mi neanche ponevo questo problema. Quando sono diventato più maturo e maggiorenne ho capito che forse non è giusto, perché la mia madrelingua e la mia cultura è italiana, e ho iniziato a dichiararmi italiano pur frequentando le scuole. Io mi sento un italiano di Istria, io sento l'appartenenza a un territorio che non è definito con gli attuali confini. Mi sento a casa da Treviso a Fiume, per dire, Treviso in Italia, Fiume in Croazia. Io, avendo anche i miei trascorsi solamente proprio a livello istruttivo e tutto in lingua italiana, io mi sento di appartenere a una nazionalità, di avere una nazionalità italiana, però quando vengo in Italia non vengo accettata come un'italiana, e quando sono in Croazia io non sono una croata. Cioè noi siamo veramente una terra di mezzo che... Tutte le zone di confine credo che hanno questo problemino. Comunque per me è un pregio, una cosa in più. Due culture è meglio di una, per un fatto anche molto emotivo di appartenenza al territorio. Io mi sento istriana con la cultura italiana, diciamo. Faccio fatica sinceramente a rispondere a questa domanda. Se devo scegliere l'italiano, banalmente al censimento mi dichiaro italiano. Non sono pienamente italiano, è giusto così. Non posso dire neanche di sentirmi istriano perché non è una nazione, non ho il passaporto dell'Istria, non esiste. Un aneddoto stupido è ad esempio il calcio. Mi è capitato di andare a vedere anche le partite tra la Croazia e l'Italia e mi faceva un po' strano, ero vestito con i colori della Croazia, tifavo Croazia, ma poi quando c'era l'inno italiano all'inizio me lo canticchiavo dentro, fregando un po' il mio inno. Le numerose vicende storiche succedutesi nel corso del XX secolo hanno dato vita a problemi identitari e di discriminazione per i facenti parte della minoranza italiana. Per quanto queste situazioni siano state e sono tuttora vissute in maniera diversa, in base al periodo storico e al contesto di crescita, durante le interviste, di cui abbiamo potuto mostrare solo qualche spezzone per ragioni di tempo, sono emerse forti sensazioni di disagio ogni qualvolta il discorso andava a parare sull'argomento di emarginazione sociale. Il territorio però parla chiaro. I monumenti e le costruzioni, come l'anfiteatro romano a Pola, ribadiscono la provenienza e la cultura italiana. Anche se purtroppo questi elementi non sono riusciti a trattenere le centinaia di migliaia di persone dallo scappare dall'Istria. La testimonianza di Alessandro Damiani, giornalista e scrittore della Comunità Nazionale Italiana, sostiene infatti che a rimanere furono davvero in pochi e per ragioni, più che altro, di attaccamento viscerale alla propria terra e ai propri costumi. Un ulteriore sostegno a questa tesi è l'uso della lingua italiana, o più correttamente del dialetto istro-veneto, che permane ancora oggi come linguaggio principale utilizzato dai membri della comunità italiana in Istria, nonostante gli studi in lingua croata o l'utilizzo del croato come lingua di comunicazione all'esterno delle mura familiari. Giunta alla fatidica domanda sul senso di appartenenza, abbiamo riscontrato come le risposte differissero tra loro, questo per via dell'età, del contesto di maturazione e degli studi di ogni intervistato. Sebbene le motivazioni di ognuno fossero ben fondate, abbiamo riscontrato un'incertezza identitaria comune, che, soprattutto nelle generazioni più giovani, perdura ancora oggi. Crescere e vivere in un contesto di minoranza, in un territorio di frontiera, comporta, in questo caso, non sentirsi appieno né dell'una né dell'altra nazionalità. Arriveremo meglio da qui. Ti gira quella volta? Adesso sono andati 10.
Ti puoi sfatare col canino. Carita. Spiegami. Vivo avanti della mia favela e da iesi, qui là chi sono? Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. Sono fiera di dichiarare la mia lingua, cultura e identità. Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. Buongiorno Roberto! Oh, buongiorno signora. Ma so cosa La vuoi potessi del giorno? porco o la vuoi vedere? Tu roba di casa per far rosto in forno con le patate. Mi sono fiera di dichiarare la mia lingua, cultura e identità. Censimento della popolazione 2021. Ci sono risposte che contano. Esprimi liberamente la tua identità. Situato su un terreno alluvionale lungo il corso finale dell'Isonzo,
Turiaco rappresenta oggi il cuore della Bisiacaria, un'area composta da 8 comuni nella parte meridionale della provincia di Gorizia, caratterizzata da una parlata veneta, il Bisiac. Non è certo quale sia stato il primo popolo a insediarsi in queste terre. Certa è invece la presenza romana, testimoniata dal ritrovamento di alcune urne cinerarie e legata alla presenza della vicina città di Aquileia. A questo periodo viene tradizionalmente associata l'origine del nome, probabilmente derivata da un prediale latino, forse Turius o Turius, con suffisso celtico in acum, mentre ormai abbandonata l'interpretazione che lo farebbe derivare dall'espressione latina turis aquae, ossia torre tra le acque, riferita a un'ipotizzata torre eretta tra le acque del Torre e dell'Isonzo. In tempi più recenti, importante è la presenza storica di Venezia, della cui plurisecolare dominazione rimangono il complesso di Villa Priuli, unica villa veneta presente ad est dell'Isonzo, e la parrocchiale di San Rocco. Alla Serenissima, dopo una breve parentesi napoleonica, seguì l'impero asburgico, fino alla dissoluzione di quest'ultimo al termine del primo conflitto mondiale. Gli eventi bellici del XX secolo e soprattutto la vicinanza del fronte durante la Prima Guerra Mondiale coinvolsero direttamente Turiaco, lasciando testimonianze ancora visibili, quali le linee fortificate di trincee presenti nelle campagne a ridosso dell'abitato. Il comune di Turiaco risale al 1814, come parte sottocomune di San Pier di Sonzo, e acquisisce la propria autonomia nel 1848. Lo stemma ufficiale del comune riprende in parte una delle interpretazioni etimologiche del nome del paese, rappresentata da una torre attraversata da un corso d'acqua. Dalla sua nascita ad oggi, la sede municipale è stata ospitata all'interno di diversi edifici, tra cui quello della Cassa Rurale, l'ex scuola elementare e durante il primo conflitto mondiale in trincea. La chiesa, intitolata a San Rocco di Montpellier, protettore degli appestati, si affaccia sulla piazza del paese. Fu edificata al posto di un'altra chiesa di dimensioni minori risalente al 400 e venne consacrata dal patriarca di Aquileia nel 1746. Essa si presenta in forme neoclassiche, con doppie paraste ioniche e timpano sormontato da una croce in ferro battuto, sul cui basamento è incisa la data 1709, anno in cui fu terminato il tetto. Il campanile, di semplici forme, risale alla metà del Settecento. Con le sue 7 rampe di scale si raggiungono le 3 campane. La grande, detta di San Rocco, la mezzana, detta della Beata Vergine, e la piccola, detta di San Cornelio, fuse nel 1948, in sostituzione di quelle originali, requisite per fini bellici durante la Seconda Guerra Mondiale. Al suo interno si trova l'altare maggiore, capolavoro dell'altaristica barocca udinese, realizzato da Francesco e Michele Zulliani nella seconda metà del Settecento. Al suo fianco notiamo poste su colonne di marmo le statue di Sant'Antonino Martire e del Beato Alfonso Rodriguez. La pala sullo sfondo fu dipinta da Giovan Battista Grassi nel 1574 e rappresenta una sacra conversazione. In alto tra gli angeli sta la Madonna con il bambino, mentre sotto sono rappresentati 4 santi taumaturghi: Rocco, Elena, Lucia e Sebastiano.
Nell'unica navata trovano posto 4 altari laterali. Partendo da sinistra, quelli dei Santissimi Battista, Giorgio, Martino e dell'Immacolata Concezione. A destra quelli di Santa Eurosia, raffigurata mentre porge le mani al carnefice, e di Sant'Antonio da Padova, sopra il quale, dentro a una bacheca, è posta una statua che raffigura il santo, dono alla chiesa dei Conti Priuli, nobili veneziani. Nel tabernacolo è custodita la reliquia insigne del capo di San Cornelio Papa e Martire, donata nel 1575 al conte Giovanni Arsenio dal Papa Clemente X. Il grande dipinto sul soffitto, datato 1813, che rappresenta San Rocco tra gli Appestati, è l'opera maggiore e una tra le ultime di Matteo Furlanetto, pittore veneziano operante nel Goriziano tra il Settecento e l'Ottocento. Mentre l'imponente organo, collocato nella cantoria sopra l'ingresso, è opera di Valentino Zanini, della storica famiglia di maestri organisti di Camino di Codroipo, e risalente al 1869. Uscendo dalla chiesa, attraversando la porta principale, si nota, dal lato opposto della piazza, la presenza del Palazzo Priuli, di proprietà degli omonimi veneziani, a cui era stato assegnato il feudo di Turiaco. Costruito alla fine del Seicento, presenta una pianta asimmetrica dovuta a un successivo ampliamento. Sopra il portone in legno con l'arco in pietra si trova il balcone del salone a cui si accede dalla scalinata dell'atrio principale. Sul tetto si trova un abbaino, affiancato da 2 camini in stile veneziano, mentre dal portone sulla destra della facciata si accede al giardino. A fianco del palazzo si trova il Curtivon, che ospitava le stalle, i granai e gli alloggi della servitù. Ora questo cortile è stato ristrutturato ed ospita alcune abitazioni, un'osteria, una cantina e la sala consiliare, inaugurata nel 2003. La sala, oltre ad ospitare le sedute del Consiglio Comunale, accoglie mostre, conferenze e concerti e vi si celebrano matrimoni con rito civile. Sul pavimento che accoglie il visitatore entrando dall'ingresso principale è posizionato un mosaico raffigurante lo stemma di Turiaco, realizzato dagli allievi della scuola mosaicisti del Friuli Venezia Giulia, mentre le pareti ed il soffitto sono realizzate dall'artista bisiaco Ivan Crico. A circa 1 chilometro verso est scorre l'Isonzo. Il fiume, che nasce in Slovenia nella zona del Triglav, giunge in Italia nei pressi di Golizia e dopo aver bagnato Turiaco sfocia nell'Adriatico, nell'area naturale protetta Foce dell'Isonzo. L'Isonzo è stato particolarmente importante nel passato per gli abitanti del paese. Oltre all'irrigazione dei campi, le sue acque hanno permesso di far muovere un vecchio mulino, mentre nella zona golenale si raccoglievano le bacchette usate per la fabbricazione di cesti in vimini. Lungo l'argine è stato creato un parco e un percorso ginnico, che nei weekend è frequentato da chi si ritrova per una camminata, una corsa o qualche esercizio. A Pasquetta, invece, persone di tutte le età si ritrovano per il tradizionale picnic in compagnia, in attesa dell'arrivo della stagione estiva. Alla Proloco, l'amministrazione comunale ha affidato la gestione del Parco Comunale dell'Isonzo,
che si snoda lungo la sponda sinistra del fiume. E qui ogni anno la Proloco organizza una serie di attività per favorirne la frequentazione, tra cui la notte del solstizio d'estate, il 21 giugno. L'associazione, nata per la promozione del territorio, è uno dei principali promotori dei numerosi eventi che si svolgono in paese e, collaborando attivamente con l'amministrazione comunale e le numerose associazioni presenti sul territorio, finalizza importanti eventi come la Festa in Piazza, che a settembre anima il centro con stand enogastronomici, spettacoli e concerti. Mentre in occasione dell'8 dicembre, per la secolare e tradizionale festa della Cuncizione, una folla di persone proveniente da tutta la provincia e da quelle limitrofe invade pacificamente le vie principali del paese, tra bancarelle e chioschi enogastronomici. Sempre presente nella vita del paese, la banda è stata costituita nel 1870 da Luigi Clemente e rappresenta oggi uno dei gruppi musicali più longevi della regione, oltre ad essere l'associazione più antica di Turiaco. Nel 1920 si struttura come Società Filarmonica di Turiaco e con i suoi musicisti colora in musica manifestazioni, eventi, ma anche commemorazioni in piazza o sfilando lungo le vie del paese. La presenza della Banca di Credito Cooperativo di Turiaco risale al 1896, quando su iniziativa di Monsignor Luigi Faidutti iniziò ad operare sul territorio allora amministrato dall'impero asburgico per migliorare le condizioni delle popolazioni contadine secondo la matrice del cattolicesimo sociale. Con più di 2800 abitanti, Turiaco è un paese in continua espansione. Il nuovo nucleo abitato si trova nella direttrice che lo conduce a Pieris, frazione del comune di San Canzian di Sonzo. Con i suoi servizi, le attività commerciali e le sue scuole, è in grado di soddisfare le principali necessità di un centro abitato moderno. La realtà associativa è molto vitale a Turiaco e si manifesta con molteplici associazioni culturali, ricreative e sportive. Tra queste ricordiamo l'Associazione Donatori Volontari di Sangue, l'AMPI, gli Amatori Calcio, i Volontari Hauser, l'Associazione Culturale Il Paese, il Centro Diurno Anziani, il Circolo Ricreativo e Culturale Don Eugenio Brander, il Club 51 L'Aquilone, il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, il Gruppo Vocale Polibnia, il Laboratorio dei Piccoli Musici, l'Associazione Culturale L'Acque Sabe, la Libera Espressione Musicale, gli Old Rugby Tandoi, Friuli Venezia Giulia, la Pallavolo Libertas Turiaco, la Società Bocciofila Turiachese e l'Unione Sportiva Fore Turiaco Calcio. Diverse e numerose sono le attività sportive a Turiaco, che trovano posto in attrezzate aree, con campi di calcio, rugby, pallacanestro, pallavolo e bocce. Un grande impegno di risorse umane, reperite nel volontariato, impiegate nella diffusione della cultura, dello sport, delle tradizioni, generando un notevole volume di iniziative, qualitativamente apprezzate, tali da far diventare Turiaco il reale cuore della bisiacaria.
Parlando di baccalà, almeno dalle nostre parti, non si può non pensare alla polenta. Ed è per quello che siamo venuti qui oggi a Codroipo, in provincia di Udine, nel Parco delle Risorgive, dove troviamo il Mulino Zorato. È un mulino storico, è un mulino che risale al 1450 e se pensiamo al 1450 significa prima che Colombo scoprisse l'America e prima che il mais arrivasse sulle nostre tavole. Ma questa non è l'unica particolarità di questo mulino, la sua eccezionalità sta infatti anche nel fatto di essere l'unico mulino in Italia nel quale il baccalà viene ancora battuto con il sistema tradizionale e adesso vedremo come. Questo è un mulino che risale al 1450 ed è l'unico dei 4 mulini di Codroipo ancora funzionante. Questo perché? Perché la mia famiglia è qui dal 1782 e io rappresento la 6ª generazione dei Zorato. Noi cosa facciamo ancora adesso qua? Noi maciniamo i cereali e battiamo lo stoccafisso. Come? Allora il mulino è un mulino a palmenti, quindi ci sono delle ruote idrauliche che sfruttando l'energia dell'acqua trasmettono il movimento all'interno del mulino. Questo movimento fa sì che le macine in pietra naturale schiaccino il chicco per produrre la farina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le proprietà organolettiche del chicco stesso rimangono inalterate. Questi cereali noi li acquistiamo solamente qui in Friuli e Veneto e sono comunque grani antichi e sono grani antichi che macinati con l'antico metodo delle macine a pietra danno delle farine antiche che vanno usate nel metodo antico per avere che cosa? I colori e i profumi di una volta. Oltre a questo noi battiamo lo stoccafisso. Come lo battiamo? Lo battiamo con gli antichi magli in legno che pestano sulla pietra. Questo perché? Perché noi anticamente battevamo la canapa che veniva coltivata qui in Friuli e Veneto. Veniva battuta, poi veniva affilata per fare i tessuti. E lo stoccafisso era il mangiare dei poveri una volta e chi aveva la fortuna di averne un pezzo lo portava dove? Negli opifici o dal battiferro o da chiunque per poterlo battere. Battere perché? Perché così il tempo di ammollo si riduceva a soli 3 giorni. Quando si batte, cosa succede? Il legno e la pietra sono cattivi conduttori di calore, quindi il calore che si sprigiona dalla battitura allunga la fibra, quindi lo stoccafisso risulta molto più morbido e all'interno non si rompe, infatti il filetto rimane intero. Questo cosa vuol dire? Che le ricette sono infinitamente di più, si può pensare a un filetto al forno, a un filetto fritto o addirittura dei tranci. Questa è una cosa molto diversa, ma questo è quello che facciamo adesso, che abbiamo sempre fatto e che ci rimanda alle tradizioni di una volta portate dove? Verso un futuro. Un futuro quale può essere per noi? Noi ce lo siamo chiesto tante volte. Come una volta, mi raccontava mio nonno, il mulino era un centro di aggregazione per il paese, sia economica che sociale. Infatti qui si stabilivano, per dire, i matrimoni fra le famiglie. Allora noi, il nostro obiettivo futuro qual è? Riportare un centro aggregativo qui nel nostro mulino. Come faremo? Con un centro di ristorazione, usando le nostre farine e il nostro stoccafisso per riportare la gente al mulino. Speriamo di riuscirci e vi aspettiamo. E buona giornata.